e hanno intenzione di seguire una parte della conferenza saranno sicuramente benvenuti. Tengano presente però che poi dovranno raggiungere la biglietteria, il ticket office del Museo Correr per recuperare i loro effetti personali. Questo entro assolutamente le 16:40, lo diciamo anche in lingua inglese. Grazie. Hello, good afternoon. If you're a visitor from Museo Correr, we have to tell you that we will be closing down at 4:40. So you are asked to leave the museum at 4:40 last exit, because otherwise you will not be able to reach Museo Correr anymore. Okay, thank you. Grazie. Quindi potete iniziare. Grazie. Grazie. Buongiorno, saluto il pubblico che ci segue qua in presenza e anche il pubblico che ci segue da remoto grazie al canale YouTube della biblioteca. Oggi per questo bellissimo incontro, che è un incontro molto importante per la presentazione di un volume, Donne e Giustizia, che è stato edito nella rivista di Scienze, Lettere e Arti dell'Ateneo Veneto, e quindi anche una graditissima occasione di una collaborazione interistituzionale con l'Ateneo Veneto, qui rappresentato dalla Presidente Antonella Magaraggia. E la giornata, l'incontro si svolgerà assieme non solo alle curatrici ma anche a due relatori che dopo presenterò, ma intanto cedo subito la parola per il saluto della Presidente dell'Ateneo Veneto, Antonella Magaraggia. Grazie al direttore e grazie innanzitutto per questa ospitalità. Diciamo che sono viziata vivendo all'Ateneo Veneto, ma anche qui siamo circondati da bellezza. E grazie anche per questa partnership che è molto importante. Crediamo molto nella rete della cultura veneziana e quindi nel fare squadra tra istituzioni culturali. Due parole sul libro, che si inserisce in un ciclo che abbiamo voluto all'Ateneo Veneto e che abbiamo chiamato Donna Ateneo. D'altro canto, la prima presidente donna in 210 anni di storia, dico vergognosamente la prima presidente donna, quale sono, non poteva non occuparsi della condizione femminile, e abbiamo deciso di esaminarla in un convegno molto interessante, molto denso, molto partecipato anche da studenti, in cui abbiamo ripercorso tutte le dissimmetrie legislative che hanno accompagnato, come dire, la disciplina della condizione della donna. Insomma, c'è sempre stata una disparità, e non solo una disparità di fatto, ma una disparità sancita dalle leggi. E in questa disparità però, ed è questa la forza delle donne, le donne si sono inseriti nei silenzi della legge, si sono inserite negli spazi lasciati dalla legge e hanno trovato un loro spazio, fino a che uno spazio di fatto è diventato uno spazio di diritto, e mano a mano queste situazioni sono state poi sancite dalla legge. Permettetemi però una chiosa forse non molto, come dire, positiva, però ci siamo resi conto che i diritti delle donne sono stati di difficilissima conquista, ma facilmente possono essere persi. Abbiamo visto come in stati a noi vicini, dove erano stati conquistati, ormai credevamo definitivamente, in un volger di regime se ne sono andati. Quindi attenzione donne, attenzione uomini, teniamo cieli stretti, perché i diritti delle donne non sono solo i diritti di una categoria di persone, sono una misura della democrazia di un paese. Grazie e buon incontro. Grazie, ringrazio ancora la Presidente dell'Ateneo Veneto, e adesso tocca ai relatori, che chiamo qui sul tavolo, che sono la professoressa Isabelle Chabot e il Presidente della Corte d'Appello di Venezia, Carlo Citterio.
una piccola parola di presentazione per entrambi. Parlerà prima, allora, chiedo scusa. Chi parlerà prima? Sì, scusi, chiedo scusa, sono un po' corto di voce, quindi cercherò di parlare poco. Parlerà prima la professoressa Isabelle Chabot, che è specialista di storia sociale e di storia della famiglia medievale, con al suo attivo varie monografie che dimostrano appunto la profondità e l'ampio spettro del suo studio su queste tematiche molto interessanti. È professoressa associata nel Dipartimento di Scienze Storiche e Geografiche dell'Antichità dell'Università di Padova, dove appunto insegna storia medievale e storia delle donne in età medievale, quindi ha sia uno sguardo ad ampio raggio, sia anche la capacità poi di andare in profondità per esaminare aspetti molto approfonditi della vita dell'epoca. E quindi adesso l'ascolteremo a proposito di questo volume. Grazie. Buon pomeriggio a tutti e a tutte, è un onore per me di essere qua a Venezia, ospite dell'Ateneo Veneto, grazie dell'invito. Io arrivo da Padova, quindi dal Veneto, diciamo, dove lavoro. Invece sono una storica di Firenze dove vivo in maniera più continuativa, e per me è sempre un piacere venire qui a Venezia, perché ho molte amiche storiche che qui vedo in sala, e comunque insomma nella mia pratica storica di Firenze ho sempre avuto una grande attenzione a comparare quello che riuscivo nelle mie investigazioni a intravedere, insomma forse anche approfondire, direi, sulla società fiorentina con la società veneziana, perché effettivamente spesso siamo alle antipodi, cioè sono due modelli di società, di famiglia anche, che sono stati spesso contrapposti durante il periodo medievale, e penso anche a ragione, e quindi ho sempre letto molto su quello che succede qui a Venezia nel Medioevo, nella prima età moderna. E quindi per me è un piacere presentare questo volume che ho ricevuto oggi in cartaceo, ma che ho letto, ovviamente l'avevo ricevuto prima, e quindi lo vedo anche nella sua veste cartacea, ed è molto bella. È un volume che raccoglie gli atti di un convegno tenutosi tra l'altro l'anno scorso, e con una velocità di pubblicazione straordinaria. In un anno siete riusciti a avere i saggi, quasi tutti, mancano un paio di saggi mi pare, ma comunque i saggi che avete raccolto danno una bella impressione di coerenza, intanto quella che c'era nell'organizzazione del convegno e che ritroviamo nei saggi qui presenti. Allora, il mio compito sarà di presentare rapidamente a chi non ha ancora letto il volume, anche per sapere di cosa stiamo parlando, perché altrimenti io l'ho letto, almeno darvi una presentazione veloce di quello che contiene questo bel volume, che ha una lunga diacronia, nel senso che cominciamo con il Medioevo, cominciamo con la storia di Fantina Polo, che è affascinante, e andremo fino al Novecento, anche inoltrato, e quindi ci spingiamo nell'età contemporanea. I 10 saggi raccolti qui nel volume, 6 trattano di storia medievale e età moderna fino al Settecento, e 4 saggi invece si concentrano più sull'età contemporanea, 800 e 900, e trattano di vari grandi temi che sono nel cuore delle investigazioni delle storiche donne da, direi, più di 40 anni, che vado a elencarvi rapidamente. Ce ne sono tanti di temi, ma qui nel volume parliamo di ricchezze delle donne sotto varie forme, in realtà, non soltanto la dote, che forse è la più nota, ma parliamo anche di beni non dotali, parliamo di oggetti, parliamo di ricchezze in generale, che appartengono alle donne, ma che vengono spesso contestate alle donne e che devono difendere. Il titolo del volume non l'ho dato, scusate: Donne e giustizia, di simmetrie legislative e agenzie del
delle donne. Io aggiungerei che tratta del rapporto tra donne e giustizia, ma tra donne, diritti e giustizia. Forse era complesso metterlo tutto nel titolo, ma in ogni caso questi sono i grandi temi. La dissimetria di genere di fronte alla giustizia, di fronte al diritto, di fronte alle leggi, ma al tempo stesso questa parola che noi ormai abbiamo sdoganato è una parola inglese che è agency, che significa la capacità di agire delle donne anche in contesti legislativi e giuridici molto sfavorevoli loro, che è il caso per tutto il Medioevo, una parte dell'età moderna, e comunque anche nel periodo successivo vedremo che insomma il progresso è molto lento. Quindi dissimetrie di genere, ma capacità delle donne di come diceva la Presidente, inserirsi negli interstizi o nei vuoti del diritto, inizialmente, o meno per i periodo più remoto, direi essenzialmente in modo individuale. Poi questa capacità di giocare con le falle del diritto saranno sfruttate in modo più collettivo nel momento in cui le donne cominceranno a organizzarsi per delle rivendicazioni collettive. Per il periodo medievale e il periodo moderno, senz'altro quello che vediamo è la capacità, ma notevole, di appunto, intanto conoscevano il diritto, e questa è una cosa che stupisce sempre noi storiche. Le donne del Medioevo e dell'età moderna conoscevano il diritto, e lo conoscevano molto bene, e sapevano anche dove rischiavano di essere danneggiate da questo diritto, e conoscevano anche appunto le piccole falle del diritto, o laddove lo ius proprium, cioè il diritto dei comuni, non si esprimeva su certe cose, allora era possibile effettivamente rivendicare. E conoscevano molto bene la natura giuridica dei loro beni, le donne, cioè sapevano bene cos'era una dote e chi ne era l'amministratore durante il matrimonio, cioè esclusivamente il marito, ma sapevano anche bene che i loro beni non dotali, cioè quelli che arrivavano da lasciti ed eredità, che è il caso di Fantina Polo, come vedremo tra poco, allora questi beni erano loro anche durante il matrimonio. Ma come vedremo, appunto, il caso di Fantina è emblematico in questo senso. Occorreva difenderli da una progressiva assimilazione da parte dei mariti di tutti i beni femminili, dote o non dote, beni non dotali, lasciti, oggetti e tutto, una tendenza a accaparrarsi il tutto, no? E tendenzialmente a provare a non restituirla, e questo pone le donne davanti alla giustizia molto spesso per difendere le loro ricchezze, quello che io chiamo ricchezze, perché non sono solo le doti. Quindi in questo senso vediamo che, uno, conoscevano il diritto, due, sapevano effettivamente dove, magari anche con l'aiuto di avvocati, di persone che erano forse più alfabetizzate di loro, riuscivano a inserirsi comunque nelle falle del diritto e a ritagliarsi questi spazi di agency, di capacità di agire. Quindi le donne le vediamo confrontate alle loro ricchezze e la difesa delle loro ricchezze. E quindi di conseguenza vediamo bene in questo volume il rapporto che intrattengono con la giustizia civile, cosa che necessita ancora di grandi studi. Ora, in questo volume l'articolo di Annabella Vitis offre una panoramica della incredibile varietà di magistrature che abbiamo qua a Venezia, che si occupano, soprattutto la estrema specializzazione delle magistrature che si occupano di diritto civile e di difesa, quindi le donne sanno dove devono andare, avvocaria dei comuni piuttosto che, cioè insomma me li sono scritti perché non li ricordo tutti a memoria, ma sono talmente tanti queste magistrature iperspecializzate che si occupano di diritto civile,
E questo è un aspetto della storiografia che ancora necessita di ampi scavi, ma dovete considerare che questi sono archivi molto complicati, perché sono archivi spesso non inventariati, sono archivi di tribunali che penso anche oggi forse fanno un po' paura agli storici, immaginate quelli del periodo medievale moderna, che sono ancora poco indagati, mentre la storiografia forse ha privilegiato la giustizia criminale, perché la giustizia criminale racconta anche delle storie forse più avvincenti che delle questioni di recupero di doti o di beni non dotali, ed è anche molto più facile diciamo da un punto di vista archivistico, anche se comunque il rapporto con le ricchezze, il rapporto con la giustizia civile, ma c'è anche un articolo in questo libro che è quello di Elisabeth Crozet-Pavant, che invece ci mette di fronte al caso di 3 signore, cioè signore nel senso di mogli di signori del tardo medioevo, 3 donne che vengono decapitate per adulterio, quindi ma condannate non da un tribunale criminale, ma dal totale arbitrio del principe, in questo senso, principe tra virgolette, del signore, cioè dei loro mariti, 2 effettivamente adultere, su questo sembra che non ci sia dubbio, la terza invece, questo adulterio è tutto da dimostrare, non fu neanche chiesto di dimostrarlo, nel senso che il marito mandò al patibolo la moglie. E allora Elisabeth Crozet-Pavant cerca di interrogarsi sul perché queste 3 donne, quando l'adulterio non era passibile di pena di morte in quel periodo, come mai queste 3 donne, signore poi, mogli di signore, finirono sul patibolo per un reato che appunto sì era molto comune, comunissimo per gli uomini, forse anche per le donne, sicuramente molto più grave, considerato molto più grave da parte delle donne. E allora Elisabeth Crozet-Pavant cerca di capire perché queste donne alla fine del 300 e all'inizio del 400 furono decapitate appunto per questo reato, e si avventura nella una spiegazione molto interessante, cioè cercando di farci capire come si costruisce la coppia signorile in quel periodo, che è un periodo di transizione tra un regime comunale ormai in crisi in molte aree del nord dell'Italia, dove appunto che viene sostituito dal regime signorile, e Elisabeth Crozet-Pavant ci spiega come queste signore, queste mogli di signore, in realtà avessero da gestire delle ricchezze ingenti, davvero ingenti, nel senso che, e torniamo ancora di nuovo alle questioni delle ricchezze delle donne. Queste donne avevano delle doti spropositate rispetto alle ricchissime mogli di mercanti veneziani o fiorentini che conosciamo, delle doti veramente esagerate, e i mariti a loro volta davano loro dei dovari o comunque non è ancora ben chiaro come era la ripartizione dei beni tra marito e moglie nelle coppie signorili. In ogni caso Elisabeth Crozet-Pavant ci dice: guardate, queste donne avevano un potere finanziario enorme e lo stavano costruendo man mano che si costruiva anche l'idea della coppia signorile, e quindi era anche un budget che serviva sì loro ovviamente per acquistare beni di lusso eccetera, ma loro gestivano anche a volte un budget della corte, cioè all'interno della corte, e questo dava loro sicuramente un gran potere. E quindi attraverso questo articolo, che ci mette di fronte invece a un caso di giustizia totalmente arbitraria, che è quella del signore che fa ammazzare la moglie per adulterio, questi 3 casi, in realtà la spiegazione va ricercato ampliando molto su che cos'era la coppia signorile, che potere avevano queste donne e che potere economico e finanziario avevano appunto. E quindi questo è un altro tema, insomma in questo caso ci avventuriamo negli aspetti criminali, ma direi totalmente arbitrario, della giustizia del principe.
Con l'articolo di Daniela Lombardi invece solleviamo un'altra questione che interessava ai giudici, che era la questione della responsabilità legale e sociale dei figli illegittimi nati fuori dal matrimonio. Anche quest'articolo si dipana dal XII secolo, quando il diritto canonico appunto si esprime in materia, fino addirittura al XIX secolo, perché tutta la questione riguarda la ricerca di paternità, e durante tutto il periodo medievale e moderno quello che ci spiega Daniela Lombardi è che intanto non c'era disonore nel far nascere questi figli fuori dal matrimonio se c'era stata una promessa di matrimonio. Il problema è quando la promessa di matrimonio veniva disattesa, e allora queste madri nubili si rivolgevano alla magistratura per chiedere il riconoscimento di paternità da parte di chi loro sapevano chi era il padre, no? E perché c'era questa ricerca? In realtà la questione era di far pagare ai padri, non tanto obbligarli a sposare la donna in questione, ma comunque mantenere il figlio illegittimo. E quindi c'era una richiesta e una ricerca di paternità per una questione di responsabilità. Quello che è molto interessante in questo articolo, che poi prelude a un libro che è uscito nel frattempo, è molto interessante, sulla ricerca di paternità appunto, e la svolta rivoluzionaria e poi ottocentesca, nel senso che da una situazione che non colpevolizzava per niente le donne, ammesso che appunto avessero una buona fama, naturalmente c'era la questione dell'onore, contava molto, potevano contare in fondo su anche il mantenimento di questi figli, anche senza che il padre li sposasse, insomma. Quello che cambia con la rivoluzione francese e poi soprattutto l'Ottocento, con la definizione di questa famiglia borghese, questa nuova famiglia borghese, è che improvvisamente si dice non si fa più la ricerca di paternità, e quindi si esautora completamente i padri dalla responsabilità davanti ai figli nati fuori dal matrimonio, e si addossa la colpa. Allora sì, c'è veramente un ribaltamento di situazione, cioè da una situazione non disonorevole e socialmente accettata dalla società, che vedeva queste donne con figli, certo era meglio essere sposato, ma non era così disonorevole. E improvvisamente nell'Ottocento allora c'è uno stigma che viene e una colpa che viene addossato alle donne che si ritrovano in questa situazione, cioè non si cerca più i padri, non si cerca più di far pagare il mantenimento dei figli, e quindi immaginate in quale situazione si ritrovano le donne, oltre a essere colpite da questo stigma, no? Di madri nubili. Allora, sono andata un po' in disordine, avevo preparato in realtà qualcosa di molto più ordinato, ma mi sono lasciata prendere vorrei tornare, se non vi dispiace, sulla parte più antica, quindi medievale e moderna, per dire due cose su due articoli che riguardano Venezia e che sono davvero affascinanti. L'articolo di Alessandra Schiavon su la battaglia lunga una vita della figlia di Marco Polo, che dovette vedersela con un marito che si era appunto accaparrato di tutti i suoi beni, e la cosa straordinaria è che vediamo questa donna, quindi attenzione, beni non dotali, la dote l'aveva presa, questo mi sembra che sia appurato che non la voleva neanche rendere, vero? Ma in più si era accaparrato l'eredità, un terzo dell'eredità che Marco Polo aveva lasciato alle figlie, perché Marco Polo non aveva figli maschi e aveva fatto un testamento nel 1324 lasciando erede le 3 figlie, cosa non
eccezionale a Venezia ed era addirittura prevista dagli statuti veneziani del 1242 che dicevano che se non c'erano figli maschi allora le figlie dovevano ereditare. Quindi Marco Polo tutto sommato non si discosta nel suo testamento da questa modalità che è in vigore evidentemente a Venezia, non lo è affatto a Firenze, è per questo che avevo notato insomma queste differenze. Il fatto è che il marito, che è un Bragadino, non dovrebbe affatto appropriarsi dei beni non dotali di Fantina Polo e che lei dovrebbe averne anche l'amministrazione e lui si insedia, se ho capito bene, anche nella casa di Marco Polo, prende tutti i beni, l'inventario straordinario di queste ricchezze orientali, questi oggetti straordinari che sono stati accumulati da Marco Polo nella sua vita avventurosa e di cui erano erede le figlie, e esclude completamente questa figlia, questa moglie dall'amministrazione dei suoi beni. Quello che colpisce però è che questa è una donna che per tutti gli anni, lunghi anni di matrimonio, 40 anni quasi, no? Cioè ci tenta di rientrare in possesso di questi beni e poterli amministrare e in ogni caso, se ho capito bene, archivia della documentazione giuridica, quindi anche lì vediamo quanto le donne conoscessero non solo il diritto ma anche l'importanza della documentazione scritta che attestava diritti, cioè atti notarili, testamenti, donazioni, queste cose qua. E lei si rivolge a molte magistrature che non le danno ragione finché insomma alla fine avrà vinta una vita di cause praticamente, addirittura contro i procuratori di San Marco, che sono una vera potenza qui dopo il Doge, e quindi riesce alla fine a ottenere ragioni nel 1366. Un caso interessantissimo, davvero di studio. Questo articolo lo spiega molto bene questa situazione. L'altro articolo che per rimanere sempre nella storia veneziana, qui ci spostiamo nel Cinquecento, ed è l'articolo di Federica Ambrosini sui testamenti femminili, ma non testamenti qualsiasi. Si sa che a Venezia le donne testavano molto. Ne avevano libertà, era fatto divieto a mariti di assistere alla redazione del testamento. Questo la dice lunga su cosa l'influenza che potessero avere i mariti quando le donne scrivevano i loro testamenti. Veneziana aveva detto alto là, i mariti fuori dalla stanza, e quindi già davano questa possibilità alle donne di testare liberamente, ma i testamenti analizzati in questo articolo sono testamenti autografi da parte di donne che dicono: se lo scrivo io sarà più forte, avrà più valore di quello scritto da un notaio, da 100 notai, una dice addirittura. Cioè nella consapevolezza che la scrittura, il potere sulla scrittura, cioè, e qui ci apre un altro squarcio che è quello dell'alfabetizzazione delle donne. Queste donne scrivono forse in un veneziano un po' maldestro, con una grafia non esattamente perfetta, ma scrivono le loro ultime volontà nell'idea di proteggere i loro beni e le loro ultime volontà, la devoluzione dei loro beni dopo la loro morte, e di assicurarla grazie a queste scritture, con addirittura questa cosa meravigliosa che alcune mettono non dei password ma delle passphrase, cioè l'incipit di un salmo o un'altra frase magari di una preghiera che autentica la scrittura e che dice che questo testamento, se il mio testamento non riporta questa frase, la passphrase, non sarà valido, non sarà l'ultimo, e quindi l'avrò scritto sotto dettatura o minaccia di qualcuno. Pensate che storia straordinaria ci raccontano questi testamenti, non solo per il loro contenuto, ma per quest'idea del potere della scrittura e del potere che le donne hanno sulla scrittura in questa maniera. Cioè, un articolo straordinario che ho trovato davvero interessantissimo, con dei casi che sono
non avete idea di queste donne che effettivamente sono minacciate dai mariti, mi dispiace dirlo, ma i mariti sono una vera e propria minaccia per le risorse delle donne in quel periodo, e allora bisogna appunto ritrovarsi a fare testamento senza troppo farsi vedere, e inserendo queste. Quindi Ambrosini dice giustamente: il testamento è sia un'arma difensiva, si mette le mani avanti per proteggere dei propri diritti, sia un'arma offensiva di queste donne che invece vanno contro chi ha leso i loro diritti proprietari, e che hanno portato attento anche alle loro ricchezze. Quindi, come vedete, insomma, questa libertà testamentaria, ma soprattutto il fatto che questi testamenti autografi sono straordinari, perché appunto la questione del potere sulla scrittura, che è un tema che è stato sviluppato anche qui da Tiziana Plebani, insomma, cioè un grande tema, no, della storia delle donne, cioè la capacità delle donne di scrivere, l'alfabetismo, l'accesso alla scrittura, ma come vedete qua siamo un passo avanti ancora, no? Cioè sul potere della scrittura, come diceva Petrucci, insomma. Anna Bellavitis invece ci mette di fronte alla varietà straordinaria di magistrature civili che a Venezia si occupano di ricchezze delle donne in vari modi. Cioè, vuoi recuperare la dote, devi andare. Aspettate, me le sono scritte perché sono talmente tanti che dove l'ho scritto? Oddio, l'avevo scritto su un appunto. C'è l'avvocaria dei comuni e i giudici del proprio, che si occupano di tutte le controversie che riguardano matrimoni e doti. Per la tutela dei figli si va dai giudici di petizione, per le successioni si va dal giudice del proprio, ma anche dal giudice esaminatore, e i procuratori di San Marco, che sono appunto dopo il 12 sono loro, si occupano invece di esecuzione testamentarie. Come vedete, una specializzazione di magistrature, e le donne sanno dove andare. No? Se devono ottenere la restituzione della loro dote, sanno dove andare e lì vanno, e sono tutte corti civili. No? Quindi vediamo il ruolo dei tribunali, la difesa dei diritti patrimoniali delle donne, che è prevista dal diritto, prevista da tutto questo ordinamento giudiziario molto complesso qui a Venezia. E quello che vediamo ovviamente è conflitti familiari a non finire sulle questioni patrimoniali, ma questo non è una novità. Le eredità, la trasmissione dei beni tra le generazioni è la cosa più conflittuale che ci sia, credo, non solo nella storia ma anche oggi. E le questioni legate anche alla separazione matrimoniale, perché ci sono dei mariti violenti che non usano soltanto violenza economica rubando i beni alle mogli, ma sono anche violenti, allora bisogna separarsi, anche lì storie molto complicate di conflitti, eccetera. E lì vediamo davvero la questione dell'agency, cioè la questione della capacità delle donne di rivolgersi alla magistratura per ottenere i loro diritti e di avere tutte le carte in ordine. Questo stupisce. Immaginate che le donne del periodo premoderno sono analfabete, non lo so, in percentuale altissima, azzarderei il 90%, non so se, come del resto quasi tutta la popolazione anche maschile, non è che, però le donne accedono con più fatica allo scritto. E allora colpisce molto questo rapporto che hanno con la scrittura e con la scrittura giuridica, cioè gli atti notarili, gli atti di tribunali, gli atti, tutto quello che attesta i loro diritti. Li conservano, sanno dove sono, sanno dove ritrovarli, perché all'occorrenza, se il magistrato dell'avvocaria del comune, non so, l'altro, chiede la carta di dote, eccola qua. No? E quindi una capacità davvero notevole di conservazione delle loro carte. Passerei,
Tiziana Plebani, diciamo l'articolo di Tiziana è quello che fa un po' da cernita, perché riguarda il Settecento e questa guerra dei caffè, no, che è affascinante qua, cioè quando Venezia, dove qui ci sono tantissimi caffè come luoghi di sociabilità, intende limitare l'accesso dei caffè alle donne, si scatena una guerra qua, la guerra dei caffè appunto, e quindi è interessantissimo perché da un lato è visto come la presenza delle donne nello spazio pubblico, così anche di uno spazio di sociabilità, no? Il caffè come una minaccia all'ordine sociale. Allora ci sono i caffettieri che intanto, siccome hanno molti clienti evidentemente qua a Venezia, si preoccupano e invece alla fine questa guerra è vinta dalle donne e che difendono questo spazio di non so, in francese si dice mixité, che non esiste in italiano, non so mai tradurre come, cioè di luoghi condivisi tra gli uomini e le donne, no? E il caffè rimarrà questo luogo di sociabilità maschile. Con appunto, questo è l'articolo che ci porta alla fine del Settecento come dire, a scollinare, no? nell'età contemporanea, l'età rivoluzionaria e l'età dei codici, insomma, dell'Ottocento. E qua abbiamo 4 articoli che ci porteranno, e come diceva la Presidente prima, cioè quanti sono difficili da conquistare questi diritti, che non sono più questi piccoli spazi individuali conquistati dalle donne che conoscono, no, ma questi sono diritti, il suffragio, tutti i diritti importanti conquistati da invece capacità collettivo delle donne di rivendicarli, e questo è tutto un altro periodo storico che si apre davanti a noi. Quindi l'articolo di Chiara Valsecchi ci mostra la condizione giuridica delle donne nella legislazione italiana tra 8 e 900 e ci fa percorrere, cioè il lento camminamento, no? Lento progredire della conquista di diritti dall'Unità d'Italia, insomma, fino al Codice Civile del 1942. Paola Stelliferi riprende il testimone per vedere cosa succede con la Costituzione del 48 e del 1948 e che aveva sancito l'uguaglianza giuridica tra uomini e donne, ma che poi sostanzialmente è ancora molto lenta da conquistare. Cosa mette in evidenza? La persistenza del codice penale fascista, in particolare del codice penale Rocco, la questione del 1930, cioè, che riguardava la violenza sessuale, cioè che era considerato un delitto d'onore e non contro la persona, e per ottenere questo cambiamento epocale davvero, cioè che lo stupro non fosse riconosciuto un delitto d'onore che riguardava l'onore degli uomini, dei padri, forse in minor misura quello delle donne, a essere riconosciuto come un delitto contro la persona, bisognerà aspettare il 1981, cioè questo ci dà la misura, insomma, della lentezza, anche della fatica, no? Per scrostare questi residui addirittura qua di un codice di origine fascista. Le discriminazioni nelle leggi sulla famiglia, bisognerà aspettare il nuovo codice di famiglia del 1975, anche questo è stato molto studiato dalle colleghe e amiche contemporaneiste, perché questa è veramente la stagione delle grandi riforme e delle grandi conquiste. La questione anche del lavoro femminile, fino alla legge Anselmi del 77, e poi tutte le leggi per l'autodeterminazione che riguardano l'aborto, cioè il divorzio, eccetera. Quindi, come vedete, abbiamo qua 2 articoli che ci portano dall'800 a seguire in una maniera molto articolata, secondo me, e molto interessante per chi non fosse del tutto così avvezzo a questo tipo di letture, 2 articoli molto chiari che ci portano a capire quanto sia lento e faticosa questa conquista,
E poi tra tutte le conquiste del secondo dopoguerra abbiamo quella dell'accesso alla magistratura, perché parliamo di donne di giustizia, ma allora davvero Antonella Magaraggia ci fa capire quanto è stato complicato per le donne entrare in magistratura. Ci sono entrata soltanto nel 1963, anzi le primo concorso insomma sono arrivate nel 65, erano 8 eroine direi, e cosa si sono trovati davanti? Cioè, dietro avevano una montagna di pregiudizi che faceva sì che non era possibile per gli uomini accettare di essere giudicato da una donna, cioè era impensabile per gli uomini trovarsi davanti a un magistrato donne, ma sapete perché? Perché le donne ogni mese sono in preda a delle... cioè non perdono il senno, no? Si sa, con le mestruazioni, e quindi era chiaro che gli uomini non potevano accettare di essere affidata al giudizio di donne che rischiavano di essere così fragili e debole di mente, no? E questo è realmente così, cioè, la stessa cosa in Francia, devo dire, ho letto il resoconto in Francia all'Assemblea nazionale, cosa non dicevano sulle ragioni, questi uomini deputati, sulle ragioni per le quali le donne non dovevano diventare magistrate, erano legate a questo fatto biologico, no? Quindi effettivamente l'articolo di Antonella Magaraggia ci porta a conoscere queste prime magistrate che ce l'hanno fatta, insomma, a vincere il primo concorso, ma la sua conclusione qual è? È che sì, ora la proporzione si è invertita, ora in magistratura ci sono più donne di uomini, anche tante donne, ma non nelle posizioni apicali. E come sempre, quando le professioni, soprattutto professioni così, si feminizzano, e in questo caso perché la legge ha consentito alle donne di fare il concorso per la magistratura, allora l'arroccamento degli uomini si fa nella difesa delle posizioni apicali. E qua il famoso tetto di cristallo, no, che ancora è necessario sfondare in tante professioni importanti come appunto quelle di magistrate. Mi avvio alla fine con l'ultimo articolo, che è quello di Nadia Maria Filippini, che ci porta invece a entrare nella corte, nel tribunale, no? Il rapporto delle donne di giustizia in caso di processi per stupro. No? Allora, lì davvero è stato fatto un gran lavoro su questo processo di Verona. Nadia ha fatto un libro molto importante che è il primo processo che le femministe hanno poi investito, direi, no? Per contestare questa manipolazione anche all'interno del processo, è quello che chiamiamo ora vittimizzazione secondaria, cioè di che la vittima di stupro alla fine quasi quasi diventava colpevole, no? Per il modo in cui si era comportato, il suo abbigliamento, lo sappiamo, è ancora così per molte persone, no? Considera la lunghezza delle gonne, o se si esce la sera da sole, eccetera, insomma, può essere una colpa. Anche se appunto uno si fa violentare. Quindi l'articolo di Nadia ritorna sulla questione della contestazione del codice Rocco, parte da lì, insomma, che considerava appunto la violenza sessuale un reato contro l'onore e contro la morale pubblica e non contro la persona, e le proposte femministe che porteranno faticosamente a una legge, a un cambiamento, appunto, una legge di iniziativa popolare per la revisione di questo codice penale. E la lunga attesa per questo cambiamento, ci fu una petizione nell'80, raccolte 300.000 firme, soltanto nel 1996, pensate, 96, è stata approvata la legge 66-96 che ha riconosciuto la violenza sessuale come reato contro la persona e non più contro l'onore. Siamo nel 96.
Quindi questa è una parte del suo articolo, l'altra parte appunto è la mobilitazione nazionale delle femministe, delle associazioni femministe, quando ci sono questi processi per stupro, per appunto manifestazioni di solidarietà davanti ai tribunali, dentro i tribunali, e contestazione poi della modalità in cui i processi venivano condotti poi dai giudici stessi. Quindi, come vedete, forse ho parlato molto, non ho guardato l'ora, sì, è tempo che mi fermi. Volevo solo chiudere dicendo che questo volume veramente appassionante, che ci porta dal Medioevo al Novecento, tutto d'un fiato così, cioè da leggere. Io sono appassionata di questi temi, quindi forse sono di parte, ma riconosco che l'ho letto con grandissimo piacere e interesse anche professionale. Si ragiona sulla ricchezza delle donne, su come le donne riescono a difenderla questa ricchezza, sui loro diritti patrimoniali e successori, come appunto anche la magistratura, le magistrature civili, numerose a Venezia, come abbiamo visto, e l'interazione tra donna e giustizia qua, sul piano civile, è un campo ancora da sviluppare, senz'altro, ma sicuramente fecondo e molto interessante. La questione delle donne con le pratiche di gestione e le scritture pratiche di gestione, questo l'ho accennato nel caso di Fantina Polo, che aveva tutte le carte pronte per andare in tribunale perché le aveva accumulate in 40 anni di battaglia legale contro il marito. Il fatto che questi testamenti autografi straordinari, no, con questi passphrase interno per smascherare eventuali imposizioni maritali, insomma, anche le signore di Elisabeth Crozet, ho finito, sul Parisina Malatesta, che anche lei gestisce enormi ricchezze, eccetera. Il tema della violenza patrimoniale o della violenza economica, che è un tema nuovo, ma che studiamo, non lo chiamavamo così, ma quello che subisce Fantina Polo e tante altre signore menzionate in questo libro è proprio violenza economica e violenza patrimoniale. E in tutto questo, appunto, si fa avanti questa capacità delle donne di agire e di agire sui loro beni a difesa dei loro diritti, questa agency appunto individuale forse nell'età moderna e molto più collettiva a partire dal tardo Ottocento. Vi ringrazio, scusate, sono stata un po' lunga, ma... Grazie, ringraziamo la professoressa Chabot per questa relazione che ci fa cogliere, anzi toccare con mano la ricchezza di questo volume, e tra l'altro apprendiamo che Fantina Polo era archivista onoraria, visto che sapeva bene come erano conservate le carte, come usarle, quindi forse aveva studiato archivistica anche lei. Il tempo stringe, quindi passo la parola al dottor Carlo Citario, che è presidente della Corte d'Appello di Venezia e prima ancora, dopo aver superato il concorso di magistratura, ha avuto una carriera che l'ha portato anche a consigliere della Corte di Appello e consigliere della Corte di Cassazione, oltre a altre numerose attività come insegnamento alla scuola di specializzazione delle professioni legali in Padova e partecipazione a commissioni e gruppi di lavoro. Però gli cedo la parola perché vogliamo sentire anche da un altro punto di vista cosa ci offre questo volume. Grazie. Grazie a voi per l'invito che mi onora in questa sede. Sono molto contento dell'ampio resoconto che è stato fatto, perché io mi sentivo inadeguato in quello che avevo preparato. Adesso, essendo stato detto tutto, vado su quello che avevo preparato e che mi sento... sono degli spunti. Io credo che sia stato chiesto a me un contributo della curiosità suscitata in uno stagionato operatore del diritto dai saggi di questo libro. Saggi bellissimi perché sono una sintesi efficacissima, non si potrebbe riassumerli, è stato fatto benissimo con questa capacità, ma
sono un concentrato e hanno come primo risultato, questo per chi non avesse ancora letto o solo sfogliato il libro, quello di farti venire voglia con quelle note di andare dentro, recuperare le carte, leggerti, entrare nei fatti, ecco, perché sono tutti saggi che non sono valutazioni, non sono commenti, sono innanzitutto esposizione di una situazione ordinata secondo le logiche, ma ti danno veramente la voglia di tuffarti. La prima reazione che ho avuto è stato quello di entrare, immergermi in una biblioteca, preferibilmente reale, ma anche informatica, per accedere direttamente ai tanti testi richiamati, entrare in questa storia, in queste situazioni che ci vengono descritte. D'altra parte è un vizio del giudice quello di voler andare subito al confronto diretto con l'originaria fonte di prova, con la prova, bypassando le intermediazioni, le cosiddette narrazioni del relato. E questo è ciò che in definitiva distingue il giudice dal politico. Il giudice vuole cercare di capire le cose come stanno per poi fare le sue valutazioni. Il secondo, a volte spesso, prescinde da come stanno le cose, dalla realtà complessa, prende la porzione anche minuscola che gli interessa nel momento, a volte costruendosela con le parole, tanto più gridate quanto più assertive, se nella realtà manca, il che spiega alcune delle difficoltà attuali della relazione tra politica e magistratura. 4 flash di esperienza personale. La madre dell'imputato di stupro che, dopo la lettura del dispositivo di condanna del figlio, mentre la ragazza persona offesa esce dall'aula in mezzo al pubblico, perché anche le nostre strutture hanno tanti problemi anche più gravi di quello che si nota, e che urla alla giovane donna di essere una rovina famiglie. Vuol dire che allora c'è un problema, sono problemi anche all'interno del mondo femminile, comprensibilissimi, perché madre e figlio, però è una scena che non ho mai dimenticato. Il teste uomo che entra in aula vestito da donna e ti impone pochi secondi per deciderti come ti rivolgi a lui, come declini. Sono stato molto compiaciuto di aver avuto l'idea di utilizzare il voi fascista e ne sono uscito bene, anche questo. Le pregiudiziali difficoltà burocratiche e relazionali. Oggi, quando tu hai una collega presidente di tribunale, quando le scrivi alla Presidente o scrivi al Presidente? Perché molte delle colleghe si firmano il Presidente. Quando ti rivolgi a un avvocato donna, come la chiami? Avvocato, avvocata, avvocatessa, perché molti rivendicano di chiamarsi avvocato. Anche qui ho risolto con la preghiera del Salve Regina dal Medioevo, avvocata nostra, e mi sembra che quantomeno sia una fonte autorevole. La ministra Cartabia, dopo essersi insediata, ha mandato una nota formale a tutti che quando si scriveva al ministro bisognava dire alla ministra. La nostra attuale Presidente del Consiglio rivendica l'uso del maschile. Allora io ho pensato che per fortuna siamo in un periodo in cui anche le note ufficiali vanno con l'informatica, perché se dovessimo come una volta avere le carte stampate che poi vengono compilate, dattiloscritte, così avremo quintalate di foreste che a seconda di come cambia il ministro. E devo leggere il pezzettino del libro Diario di una giudice di Gabriella Luccioli, aprile 1965, prende servizio come uditrice giudiziaria, è una delle
donne entrate nel primo concorso. Saluto tutti, ci sono tutti noi magistrati, saluto del Presidente della Corte, poi prenderà la parola un autorevole, molto noto e autorevole procuratore generale, che rivolgendosi a tutti cita il brano di un filosofo che delinea il profilo antropologico delle donne, illustra le loro specifiche ed esclusive attitudini per il ricamo e il cucito, prosegue non dicendo ma adesso, ma dicendo che è stato un errore quello commesso dal legislatore nell'ammettere le donne in magistratura e che l'unico modo possibile per limitare il danno è quello di assegnarle tutte ai tribunali per i minorenni. Siamo nel 1965, quasi 20 anni dopo la Costituzione, che è un aspetto interessantissimo che riprenderò tra un attimo, perché una delle indicazioni che in più di questi saggi emerge e che mi sembra molto importante è proprio la riflessione che è di una straordinaria attualità. Infatti io quando ho letto il diacronico qui non è solamente diamo conto di cosa succede nella storia, ma diacronico significa anche consentirti di vedere che alcune tematiche che riguardano la giustizia, il rapporto legge-società, sono tematiche permanenti, sono le stesse tematiche che si riproducono tali e quali. Cambiano i contesti, ma il problema sistematico è lo stesso. La vicenda della figlia di Marco Polo è stata richiamata, interessantissima. Io colgo due aspetti. La legislazione veneziana evidentemente molto avanzata e probabilmente questo avanzamento nasce dal tipo di società, dal commercio, dal contatto con le altre società e forse dallo stringere un po' sui fatti, sul concreto. Il rapporto legge, società, cultura, condivisione, esperienza, libertà. E allora si mette in evidenza la legge, quel saggio lo spiega benissimo, la legge è il presupposto, il riconoscimento formale della regola, ma poi la cultura, la condivisione, l'esperienza e la libertà è necessaria per l'esercizio effettivo ed efficace di ciò che la norma dice. E quindi anche quando il legislatore, ancor più il costituente, è consapevole e preoccupato dell'esigenza di effettività del principio della regola che afferma, poi opera il concreto contesto sociale, le idee, i valori, il pensiero ideale politico, le realtà di quella società nella quale viene affermato il principio o immessa la regola. Richiamo velocissimamente due norme della Costituzione. Secondo comma dell'articolo 3, è compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo. L'articolo 4, la Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto. A parte che queste sono le due norme che secondo me rendono straordinaria la nostra Costituzione. Io ho avuto l'occasione di parlare a un gruppo di ragazzi qualche sabato fa, mi ero preparato la dichiarazione dei diritti dell'uomo, la Carta europea dei diritti dell'uomo, sono coevi alla Costituzione. La Costituzione arriva di poco prima, ma l'attenzione al fatto che l'affermazione del principio non serve a nulla se io non mi pongo il problema di come attuarlo effettivamente è una diciamo affermazione, è un'impostazione che c'è esclusivamente nella nostra Costituzione e in questi saggi si capisce, si coglie benissimo l'importanza
del contesto, della consapevolezza, del riconoscimento dei diritti paradossalmente sembra di essere una società che ha già creato le condizioni che la nostra Costituzione vuole avvertire che debbono essere create, deve essere impegno dello Stato. Il processo al processo, la politica del processo, i processi per stupro, Verona e Latina. Io ero studente, il processo di Latina io l'ho visto alla televisione e ricordo la difficoltà. Mi ricordo in particolare, adesso dopo l'esperienza mi metto nei suoi panni, nel presidente che era imbarazzatissimo, tesissimo per questa rappresentazione che era un qualcosa di assolutamente unico, e in questo processo ricordo che a un certo momento interrompe, dice basta, niente più telecamere, perché è appena accaduto che il difensore, rivolgendosi alla persona offesa vittima che stava interrogando, poiché si stava descrivendo una certa scena, gli dice: ma come, non sarebbe bastato un morsetto per finire? E questo apre la tematica interessantissima appunto del saggio sulla politica dei processi. Io qui, il tempo non c'è più, vi leggo, vi dico solo dei punti sui quali riflettere, perché come giudice, come persona che ha fatto e che fa il giudice, a me interessa che si sia tutti consapevoli che comunque non può mai esserci un approccio solo ideologico, perché ci sono dei problemi reali che in un processo vanno affrontati. Nel saggio c'è tutto, io li metto in ordine di lettura. L'adeguatezza degli attori processuali, i sorrisini, gli ammiccamenti, il morsetto, ma poi si è dato che grazie al grande impegno in questi processi la situazione cambia. E però il diritto di difesa dell'imputato, al di là di ogni ragionevole dubbio, io che mi difendo devo instillare nel giudice il dubbio ragionevole sul fatto che il consenso ci fosse o no. Questo è un problema che non può essere eliminato, non può essere eluso. Il punto drammatico è come conciliare il rispetto delle regole processuali, probatorie, del diritto di difesa con il modo in cui si esercita il diritto di difesa. E il saggio sulla politica dei processi spiega molto bene questa evoluzione che c'è stata. Poi vi leggo solo i problemi. Vittima o calunniatrice. La cultura dell'intercettare nel comportamento della vittima elementi di corresponsabilità dell'accaduto. Pensate, procedibilità a querelo d'ufficio, cosa significa? Le denunce non presentate, le pressioni disincentivanti di inquirenti familiari, il contesto giurisdizionale, le minacce dai congiunti amici dell'imputato, i possibili contesti sociali differenti di imputato e persona offesa, la tematica enorme della vittimizzazione secondaria. Chiudo con la parola, una frase che viene riportata dell'avvocatessa Tina Lagostena Bassi: la mentalità e la concezione socioculturale del paese si possano cambiare anche nelle aule dei tribunali, ma non combattendo ideologie, lavorando perché il modo di fare questi processi cambi, perché
diciamo, si riconoscano i diritti. È interessantissimo anche, devo finire, ma è interessantissimo anche quando si ricorda il problema delle parti civili, non si può andare a dire io devo no, mi devo strutturare, mi devo associare. È una crescita quindi di tutti, continua, l'informazione dei mass media, particolari scabrosi o significato politico delle manifestazioni. Insomma, da leggere, da guardare, non troppo le note perché ti perdi, cioè se guardi le note dici no, non ce la posso fare e ti fermi lì. Comunque davvero complimenti diciamo, per come è stato realizzato, e complimenti vivissimi alle autrici. Grazie, ringraziamo il giudice Carlo Citterio e abbiamo due delle curatrici qua presenti, se vogliono unirsi, ma stiamo tutti qua assieme al tavolo, per alcune anche loro considerazioni, poi eventualmente se c'è qualche rapida domanda del pubblico, così passo la parola subito ad Alessandra Schiavon. Sì, buongiorno, grazie a tutti. Qualche parola. Rispondo subito a Isabella quando parla degli archivi giudiziari a Venezia. Li ho contate, parliamo di più di 10.000 buste tra le 6 varie curie, giudici del proprio e compagnia. Bene, al di là di questo aspetto meramente numerico, sono Alessandra Schiavon, qualcuno forse mi conosce, ho lavorato per 42 anni all'Archivio di Stato di Venezia e questo splendido lavoro mi ha permesso di entrare in contatto con tanti documenti, tante storie e tante storie di donne. Riprendere dunque questi temi e creare un'ulteriore occasione di ricerca e di confronto condiviso, allargare lo sguardo al panorama italiano e non solo, grazie al contributo di tante autorevoli voci presenti nel mondo del Gender Studies italiani, è stato l'obiettivo del convegno del 5 marzo scorso e del volume di atti che è presentato oggi. Aggiungo un'ulteriore annotazione. Il convegno ha rappresentato anche, in una città piena di eventi culturali, un piccolo ma significativo evento culturale in sé e ha visto la partecipazione e condivisione di molte istituzioni cittadine. Ha assunto una dimensione internazionale grazie alla compartecipazione dell'Università di Rouen, Normandia, e ha registrato l'adesione dell'Università Ca' Foscari, Dipartimento di Studi Umanistici. Conseguentemente il convegno è stato riconosciuto come attività di approfondimento didattico per gli studenti dei corsi di laurea in storia e di laurea magistrale in storia dal Medioevo all'età contemporanea. È stato anche accreditato come corso di formazione dall'Ordine degli Avvocati e ha avuto l'adesione della Camera Arbitrale di Venezia e del Comitato Pari Opportunità del medesimo ordine. Ancora, volendo intenzionalmente rivolgerci anche al mondo della scuola media superiore, quella giornata di relazioni ha offerto, grazie alla compartecipazione della Società Italiana delle Storiche, un'occasione di formazione e aggiornamento per gli insegnanti e ha coinvolto in prima persona studentesse e studenti di quelle scuole. E ha registrato infine il sostegno di 2 associazioni cittadine, Innerwill e Soroptimist di Venezia. Prima di lasciare il passo a Nadia, volevo esprimere qualche ringraziamento particolari. Il primo ai direttori della rivista di Ateneo, quello exeunte Michele Gottardi e quello entrante Gianmario Guidarelli,
che hanno voluto pubblicare gli atti di questa giornata. Il secondo, naturalmente, è Stefano Trovato, direttore, che ci ospita oggi e con il quale ho condiviso in Archivio di Stato tante interminabili sedute di esami per la scuola di archivistica, paleografia e diplomatica dell'Archivio di Venezia. Ancora un ringraziamento agli insegnanti e alle allieve e allievi dei licei classico europeo Marco Foscarini e classico ed artistico Marco Polo e all'attrice e regista Sandra Mangini, che ci hanno accompagnato con grande attenzione e partecipazione e hanno dato voce alle letture non sempre facili, spesso linguisticamente impervie, tratte dalle fonti documentarie utilizzate. Infine un grazie anche al Comune di Venezia, che ha inserito l'incontro di oggi nel calendario di iniziative dedicate alla Giornata Internazionale della Donna. Grazie. Buonasera a tutti, so che il tempo è molto breve, quindi sarò veramente molto stringata. Anch'io mi unisco ovviamente ai ringraziamenti di Alessandra e ringrazio soprattutto i nostri due relatori che devo dire sono stati incredibilmente abili nel cogliere i punti essenziali di questo lavoro che non è facile, perché effettivamente questa lunga diacronia, questa sfaccettatura di piani impone veramente uno sforzo arduo anche per leggere a volte e appunto interpretare questo quadro generale. Ci manca una curatrice, Anna Bellavitis, che ricordiamo tutti con grande affetto. Io però, oltre ai ringraziamenti di Alessandra, voglio anche ringraziare le varie autrici che hanno collaborato e soprattutto per la loro grande professionalità, perché i tempi sono stati strettissimi di scrittura, ma volevamo veramente che in un anno si potesse chiudere. Purtroppo il tempo è breve, io mi limito a fare due sottolineature. La prima, riprendo quella che è stata la nostra idea nell'organizzare il convegno prima e il libro poi, quella di mettere insieme appunto da una parte le che abbiamo chiamate dissimmetrie, disuguaglianze legislative nel corso dei secoli e dall'altra gli aspetti di agency. Questa scelta, questa duplice scelta, ha risposto a delle argomentazioni, a delle motivazioni che sono state al tempo stesso motivazioni di carattere storiografico, ma anche motivazioni di carattere culturale e politico, nel senso di politica delle donne. Perché? Perché da una parte certo ci sono le disuguaglianze e noi volevamo dare questo quadro. Disuguaglianze che non sono solo legislative, attenzione, perché certo la legge è importante e qui rispondo per quello che si può a questa osservazione anche di Isabelle Chabot, ma le leggi hanno anche a che fare con le consuetudini giurisdizionali, con le tradizioni. Una legge di per sé non vuol dire sempre che viene applicata, per esempio può trovare le leggi somma chi pone mano ad esse, quindi nella realtà sociale c'è una grande componente in cui appunto c'è la legge, ma c'è anche una tradizione, c'è una cultura che fa resistenza oppure no. Ecco, quindi volevamo che ci fosse tutto questo, ma volevamo anche che ci fosse appunto questo aspetto di agency. Perché? Perché non volevamo dare solo un quadro vittimistico della storia. La storia delle donne è partita molti anni fa proprio accentuando questo aspetto della diseguaglianza ed è un aspetto importante e giusto da sottolineare. Però non c'è stato solo questo, c'è stato anche un grandissimo lavoro e un grandissimo protagonismo delle donne. Ora la storiografia negli ultimi anni ha oscillato molto tra l'enfatizzare, diciamo, le diseguaglianze o l'enfatizzare per altro canto le forme di potere. Ecco, io direi, noi volevamo far presente che ci sono tutte e due queste facce del bicchiere, mezzo pieno e mezzo vuoto, che ci sono tutti e due questi aspetti, ecco, quindi diciamo così, questa duplicità, un'agency individuale e anche un'agency collettiva. Secondo punto, e qui davvero mi fermo perché vorrei anche poi dare la parola al direttore della rivista, Gianmario Guidarelli, e
la lunga diacronia è stata una scelta fondamentale, perché la lunga diacronia consente di smentire quella che purtroppo è un'idea molto diffusa e condivisa dalla gente, normalmente, perché siamo tutti un po', come dire, abbiamo tutti un po' in mente il quadro positivistico per cui la storia è lineare e progressiva. Non lo è affatto. La storia non è lineare e progressiva, non è un insieme di progresso, e questa lunga diacronia consente di vederlo. Ci sono dei momenti di arretratezza forte, anche a livello delle conquiste. Ecco, il codice napoleonico ce lo dice. Il codice napoleonico è una di queste rappresentazioni. Vengono riconosciuti i diritti per le figlie, diritto di eredità, eccetera, ma vengono negati i diritti, e c'è una retrocessione sul piano dei diritti come mogli, e questo, oppure appunto nella ricerca della paternità. Quindi abbiamo voluto sottolineare l'agency accanto appunto alle dissimmetrie. Ecco, attenzione appunto, come diceva Antonella Magaraggia, perché i diritti non sono mai conquistati in tempi successivi. È successo durante la Rivoluzione francese, che per certi aspetti, ripeto, ha portato indietro l'orologio rispetto a determinate questioni, è successo in altri snodi della storia, oppure è successo, come Paola Stelliferi illustra bene, che anche diritti scritti sulla carta non siano poi stati i principi costituzionali, hanno avuto bisogno di 20-30 anni perché trovassero davvero delle leggi applicative. Pensate alla resistenza culturale che a questo ha voluto dire. Ecco, le continuità tra fascismo e repubblica non sono mai state sottolineate abbastanza in questi primi 20 anni. Ecco, io spero che questo possa essere un messaggio forte anche, ripeto, non solo rispetto al passato, ma che questa lettura del passato possa essere utile anche al presente. Grazie. Grazie. Il direttore della rivista, giusto. Okay. Passo la parola al direttore al nuovo direttore, anzi, complimenti. Grazie. Solo per ringraziare come direttore Ineunte e anche a nome di Michele Gottardi le curatrici e le autrici di questo importante volume. Per me personalmente è stato un onore aprire il mio mandato collaborando alla realizzazione di questo libro, che è, come è stato detto, esito di un importante incontro che si è svolto all'Ateneo Veneto. La rivista Ateneo Veneto è l'espressione dell'Ateneo Veneto di Scienze, Lettere ed Arti, è una delle più antiche riviste scientifiche d'Italia e si organizza come un numero monografico all'anno alternato a un numero miscellaneo, e quindi questo è il primo numero monografico che viene realizzato sotto questo mio mandato. Solo per dirvi che è anche grazie a questo numero che da qualche giorno abbiamo cominciato a mettere online open access tutti gli articoli di i numeri delle riviste, quindi già troverete questo volume online, e da qui in poi sarà nostro compito progressivamente aggiornare la messa online di tutti i saggi nel sito web www.ateneoveneto.org. Quindi grazie a tutti voi, grazie per la vostra presenza e ottimo lavoro, grazie per il vostro lavoro. Grazie al direttore, e quindi abbiamo qualche minuto di tempo se qualcuno vuole fare una domanda, se ha tanto curiosità o qualsiasi spunto o stimolo che vuole condividere con i relatori o anche col curatrice o col direttore. Io ne avrei una, se posso. No, il caso di Fantina Polo è affascinante perché fa vedere appunto, vediamo una donna che va in tribunale, quindi ha anche questa, quello detto, sì, nel 300, ha anche questa capacità di essere un'archivista onoraria, diciamo un po' scherzosamente, un po' sul serio, perché comunque lei, sì, certo, presenta tutte le carte che servono, quindi vuol dire che le ha tenute, le ha conservate, sa
quali servono, come usarle e così via. E però appunto è straordinario, cioè è il caso di Venezia che è straordinario, oppure, cioè mi chiedo perché, cioè, che so io, in un'altra repubblica come quella di Genova, che aveva più o meno uno sviluppo commerciale, era possibile? C'entra il fatto che aveva appunto avuto uno sviluppo simile? C'entra la differenza tra diritto romano e diritto, cioè zone dell'Italia sotto il diritto longobardo, cioè di tradizione di diritto longobardo come Firenze o no come Venezia, cioè perché? Posso provare a rispondere. L'ipotesi che posso proporre qui, naturalmente l'ho misurata con Genova, che condivide con Venezia la condizione di città che si muove sul mare, la cui economia è un'economia di mare. E quello che accenno è appunto in una società in cui gli uomini partono e tornano dopo anni, partono e anche non ritornano, partono e stanno via come Marco Polo 27 anni, ma di documenti di questo tipo ce n'è a migliaia, che fanno imprese commerciali e a volte si fermano. Per esempio ho recuperato indicazioni per cui Nicolò e Matteo Polo avevano un'agenzia, diciamo, commerciale a Creta, per cui nell'ambito del Mediterraneo queste persone creano anche altre aree di lavoro e di intervento e sono coinvolte, quindi si fermano. Allora, Genova in teoria dovrebbe condividere questa condizione, come altre città, l'Italia tutta si affaccia sul Mediterraneo, ma un volume bellissimo curato da Paola Guglielmotti su donne e diritti a Genova tra il XII e il XIV secolo attesta una realtà completamente diversa, per cui non sono riconosciuti nella normativa genovese, non è riconosciuto quello che le leggi veneziane invece contemplano. Quale sia questo DNA che caratterizza i veneziani e che amerei molto potesse caratterizzare anche i veneziani di oggi, soprattutto i politici veneziani di oggi, e che dimostra una immensa apertura, una condivisione, una capacità di normare situazioni alle quali era opportuno dare risposte. Non ho in realtà una spiegazione, posso solo dire che in base agli studi sono state poste a confronto anche Firenze e Lucca. Firenze è un'altra città dove le persone viaggiavano e quindi investivano nei commerci, ma anche lì studiosi come Luca Molà, che ha messo a fuoco Lucca, e Firenze, ma qui abbiamo un'esperta, non mi pare che ci sia questa capacità e mobilità all'interno delle famiglie, perché questi uomini che partono di fatto lasciano alle donne la direzione della famiglia. Adesso sto lavorando proprio su donne e capacità di scrittura, sto cercando le maestre, sto cercando le scolare, donne che sanno scrivere. La quantità di testamenti autografi femminili, appunto, non credo, per quello che ho visto, non è presente a Firenze, non è presente a Genova, e mi ricordo che Bartoli L'Angeli era stupefatto quando è venuto, ha preso la cattedra Ca' Foscari e ha detto: ma qui scrivevate tutte, con un salto, come dire, cronologico un po'. Sì, le donne scrivono, e Vittorio Formentin, con il quale ho condiviso il lavoro su Fantina Polo, ha messo a fuoco altre figure di donne che, restando vedove, si occupano appunto delle carte di famiglia e le mettono a posto, cioè proprio non è solo leggere e scrivere, o leggere il Salterio o leggere il Messale, scrivono, mettono questa Cataruzza Venier dice: devo mettere a posto, lo dice con una lingua
scrive in volgare veneziano del 1360, devo mettere a posto le carte di me Mario. Perché? Perché suocera e cognata gli stanno sotto col fiato sul collo perché vogliono ische indrio, come si dice. E lei dice, ok, devo metterle a posto. E continua a scrivere carta su carta, mette a posto. Lei è molto più archivista di Fantina. Fantina conserva. Lei addirittura organizza in serie archivistiche congrue, cioè è stupefacente. Non era veneziana, è figlia di un mercante che viene dalla Provenza, ma si sposa con un venier e lei, la famosa... C'è Europa Romanza e Tomasini? No, è Formentin. Europa Romanza lo riprende, ma il primo che l'ha scoperto e poi ci sono gli studi di Stussi sui testi volgari. Quindi sono donne che intervengono nella gestione della famiglia. Direi, e su questo riprendo Petrucci e dopo so che dobbiamo chiudere, Petrucci parla di stanza burocratica, cioè dice dove le leggi contemplano la necessità di rispondere di volta in volta ai vari fatti della vita, di fronte a questa istanza burocratica le donne si attrezzano. Perché? Perché a volte restano vedove, perché a volte sono interessate, perché a volte portano patrimoni e li vogliono difendere. Ecco, questa è la chiave che vedrei. Grazie. Quindi c'è un DNA archivistico nelle donne veneziane, allora, come c'era, tra l'altro, brevissima parentesi, poi passo la parola al giudice, che per esempio a Salerno invece c'era il DNA medico, tipo c'erano le moriere, quindi può darsi che ci fosse anche, che so io, alla fine si forma una specie di nicchia dove si tramandano. Lasciamo la parola al dottor Citerio. Un pensiero solo con cui volevo concludere il mio intervento prima, ma è scritto anche questo nel saggio. Fantina Polo mette da parte le carte, fa le cause, perché sa che dall'altra parte ci sarà un giudice che, se ha ragione, le darà ragione anche contro i procuratori di San Marco. Pensiamo alla riforma della magistratura in corso. Ecco perché tutto si tiene. Ecco perché il diacronico non sono... tutto si tiene. Allora, purtroppo il tempo è tiranno, quindi dobbiamo chiudere. Io ringrazio di nuovo i relatori, le curatrici, il direttore della rivista, il pubblico, il personale della biblioteca che ha permesso lo svolgimento di questo evento. Segnalo che da lunedì prossimo dobbiamo noi chiudere per lavori di manutenzione del pavimento, però ad aprile ritorneremo ancora più belli di prima. Grazie ancora. Possiamo annunciare, direttore, che domani è l'ultimo giorno per poter visitare la mostra in corso. Stanno andando via tutti. Bisogna cercarli. Che ti vedo. Brava, sempre. Bella, sempre brava.